soccorsi sono partiti rapidamente e con grande efficienza. C'è qualcosa da migliorare a livello strategico, sia per quanto riguarda il soccorso alpino e sia per quanto riguarda anche tutta la parte delle istituzioni che si occupano poi di trasmettere il dato, di far avviare tutti i soccorsi. Tu che sei dentro tutto questo sistema, io avevo parlato anche con Bertolaso un anno fa, e è molto complessa la macchina dei soccorsi. Ci puoi dare anche in questo caso una fotografia di quello che è la situazione e di quello che potrebbe essere anche migliorabile. Allora, cerco intanto di spiegarvi più o meno come funzionano in questi casi le operazioni di soccorso. Si lavora in un'ottica che viene definita adesso multi-agenzia, cioè ci sono tante forze specializzate che concorrono ad una missione comune, cioè quindi una strategia generale, un obiettivo generale e poi una tattica per raggiungere questa strategia portata avanti dalle varie forze specializzate. In questo caso il soccorso alpino è nel suo terreno proprio, come si può dire, principe di intervento, e la legge affida, più leggi, insomma quasi 20, affidano al soccorso alpino il coordinamento degli interventi di questo tipo, per cui diciamo la parte prettamente di soccorso viene organizzata dal soccorso alpino, e questo è stato molto efficiente, cioè la risposta primaria è stata davvero velocissima. Considerate che nell'arco di circa 40 minuti sul terreno, diciamo, dell'incidente, dove c'è stato questo crollo del Serracco, c'erano già 5 elicotteri. Nella seconda giornata ce n'erano 11, e questi elicotteri hanno portato su e giù squadre, cinofili, soccorritori, materiali. I feriti sono stati alcuni intubati sul posto e portati via, e quindi insomma la risposta è stata molto rapida. Poi via via questa macchina dei soccorsi si allarga con il coordinamento principale delle istituzioni di protezione civile, quindi del Dipartimento di Protezione Civile e delle strutture locali di protezione civile, in questo caso le due protezioni civili di Trento e della Regione Veneto. Un sistema che funziona molto bene, in questa sua peculiarità di avere, come si può dire, delle case comuni che sono metaforicamente ma anche tecnicamente la protezione civile, e sotto dei gruppi molto molto specializzati con dei tavoli di coordinamento. Purtroppo c'è da dire che è un meccanismo anche molto rodato, perché insomma l'Italia è un paese molto fragile, ci sono terremoti, catastrofi naturali di varia natura, tipo questa, catastrofi artificiali. Ogni volta si attiva una macchina che ha imparato nel tempo, dagli anni 90 in poi, soprattutto a lavorare davvero spesso, a lavorare insieme e dare risposte. Mi chiedevi, Luca, se si può fare qualcosa di più. Sicuramente, questo sì. C'è una continua innovazione tecnologica, si cercano nuovi protocolli di intervento sempre più efficaci. Sapete che poi spesso l'esito di un'operazione di soccorso dipende dai protocolli stabiliti a monte, perché poi diciamo c'è sempre un po' il rischio della confusione, dell'accavallamento delle competenze, della mancanza di tempo per un'analisi puntuale a livello così tattico campale, per cui tutto quello che è standardizzato e protocollato, diciamo, semplifica molto le cose. Bisogna lavorare su questi protocolli, bisogna lavorare molto sulla parte di prevenzione con la comunità scientifica, con tutto il team, insomma, che aiuta, insomma, a prendere decisioni, con i meteorologi, eccetera eccetera, con gli esperti di montagna, per arrivare a dare risposte sempre migliori. Probabilmente va studiata di più la montagna e l'ecosistema della montagna. Questa è la seconda sciagura importante in pochi anni. La prima è stata quella di Rigopiano, che ricordate tutti. Purtroppo, sì. C'è stata questa, in mezzo ci sono state altre sciagure, tipo appunto la funivia di Stresa o altre, che hanno, diciamo, ragioni abbastanza diverse nel loro, come si può dire, nelle cause dell'incidente. Però, per esempio, fra Rigopiano e questa catastrofe qui, alcuni paralleli anche nella forma poi della risposta all'intervento possono essere trovati. Molto interessante. E Walter,